L'incertezza sui dazi convince la BCE a lasciare invariati i tassi di interesse. L'accesso al credito per le imprese venete però nel frattempo è in caduta libera. A marzo i prestiti alle piccole imprese del Veneto hanno registrato un calo del 7,2%, mezzo punto più alto della media nazionale e ben 2 punti sopra il totale delle imprese. I dati sono dell'Ufficio Studi di Confartigianato Veneto. In 12 anni i prestiti alle piccole e medie imprese regionali si sono dimezzati. Purtroppo parliamo di cifre importanti. In 12 anni abbiamo avuto più del 50% di calo. Questo ovviamente è dovuto a una situazione geopolitica, ma soprattutto a una politica di incertezze in cui stiamo vivendo, sia a livello nazionale ma soprattutto a livello europeo e anche mondiale. Ecco, questa è una preoccupazione che porta le imprese a non rischiare, a non avere il coraggio di fare investimenti perché il denaro è troppo caro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le imprese artigiane stanno andando avanti con il freno a mano tirato, ma soprattutto che questo non crea PIL, non crea opportunità di crescita, quando invece le imprese artigiane hanno sempre più la voglia di fare. L'incertezza sul futuro e il contesto geopolitico pesano anche sulle scelte delle imprese che invece in questo momento storico dovrebbero puntare sugli investimenti. Stiamo vivendo un periodo importante sotto l'aspetto della sostenibilità e della digitalizzazione e proprio in un momento così che potrebbe portare le imprese artigiane a crescere, ecco che questa è una spada di Damocle che purtroppo ancora una volta ci vede in difficoltà. Certo, noi speriamo che la situazione migliori nel tempo più breve possibile, speriamo anche che sul tema dei dazi si trovi una situazione equa dove i nostri prodotti non possono andare contro a quello che è il potere di acquisto degli altri paesi, in America soprattutto, e che quindi l'Italia possa continuare col suo trend di qualità, di prodotto di grande rilevanza e quindi continuare ad esportare in America, ma soprattutto anche in altri paesi a livello mondiale.